Bufera intorno al bonus da 600 euro richiesto da parlamentari e consiglieri regionali anche in Veneto. Fuori i nomi, dice Zaia, che escluderà dalle liste i consiglieri leghisti furbetti. Nodo del trasporto pubblico, apertura del ministro De Micheli sulla capienza dei mezzi dopo il vertice con i governatori. Intanto oggi firmato l'accordo sull'alta velocità Verona-Vicenza. Un nuovo mini focolaio si è attivato in queste ore nel territorio dell'ULSS 7. Il nuovo contagiato faceva parte di un'altra comitiva di rientro dalla Croazia. Scattato il piano di sanità pubblica. Per ora nessun indagato nell'inchiesta della Procura di Treviso sull'esplosione di contagi tra i migranti all'ex caserma Serena. Intanto esito negativo per gli altri 2 agenti della questura in isolamento. Resta un solo poliziotto contagiato. Bimbo trevigiano di 3 anni vola dalla finestra e precipita per 3 metri. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello. L'incidente a Falcadine, a Gordino. Manifestazione di 300 lavoratori del porto in rappresentanza delle 4.000 famiglie impegnate nel settore crocieristica. Non abbiamo pane per i nostri familiari, la politica intervenga o siamo pronti a mobilitazioni. Elicottero dei Vigili del Fuoco porta in salvo un Labrador ferito alle zampe e bloccato verso il sentiero che dal rifugio Mulaz sulle Dolomiti Bellunesi si porta verso Passo Rolle. E dunque Bufera, lo avete sentito dai titoli, attorno al bonus da 600 euro richiesto da parlamentari e consiglieri regionali, a quanto pare anche in Veneto. Fuori i nomi, dice il presidente della regione Zaia, che ha già annunciato escluderà dalle liste i consiglieri furbetti. Cioè i cittadini dicono fuori i nomi e penso che i cittadini debbano essere ascoltati su questo tema. È fondamentale. Ma ne viene meno se no la credibilità di tutta la classe dirigente. Il sospetto delle prime ore è diventato cauta certezza. Ci sarebbero anche 3 consiglieri regionali del Veneto di maggioranza tra i richiedenti del bonus da 600 euro. La questione quindi non riguarda solo i 5 parlamentari finiti nel mirino inizialmente, di questi solo 3 percettori effettivi, ma una carica di 2.000 amministratori locali tra consiglieri regionali e comunali in tutta Italia, con la differenza che un consigliere comunale percepisce spesso poche decine di euro, un consigliere regionale 8.000 netti al mese, poco meno di un parlamentare. Nelle segreterie di partito c'è concitazione. Da Italia Viva il coordinatore Ettore Rosato dice di aver parlato con il presidente dell'INPS Tridico e che non c'è nessun esponente del suo movimento tra i soggetti coinvolti. Va detto che non c'è nessuna irregolarità nella richiesta, la legge lo consentiva, quanto l'opportunità è un'altra storia. L'appello che faccio io partendo dal Consiglio regionale è che tutti chiariscano la loro posizione. Ma sto parlando di tutto il Consiglio regionale, poi di che ci saranno a cascata anche gli altri amministratori, ci mettiamo poco a fare una sorta di Me Too, no? Quella volta Me Too è venuto fuori perché ogni donna diceva Me Too anch'io, no? Ecco, qui ci potrebbe essere un Me Too al contrario, che anch'io vuol dire che non l'hai fatto. I toni del governatore sono pacati, ma Radio Palazzo riferisce di una sonora arrabbiatura presidenziale nelle ore in cui si stanno chiudendo le liste per le regionali. Una cosa è certa, chi ha percepito quei soldi sarà fuori dalla corsa. La sospensione va in questa direzione. È chiaro che a rischiare una brutta figura a un mese e mezzo scarso dalle elezioni è l'istituzione regione nel suo complesso. Pare che effettivamente ci siano 3 situazioni di questo tipo. Una cosa sicuramente spiacevole, sgradevole, specialmente nei confronti di tutti quei professionisti e lavoratori autonomi che non percepivano in quei mesi altro reddito vista la chiusura e il lockdown. E chiediamo anche la vostra opinione su questo tema con il nostro sondaggio di questa sera. Furbetti del bonus da 600 euro si devono dimettere? Per esprimere il vostro sì, il numero è lo 0422 1626 691, il no 0422 1626 690. Come sempre è sufficiente digitare questi numeri. L'esito del sondaggio questa sera a Ring in prima serata su Antenna 3. E sulla questione è intervenuto anche l'INPS regionale. I nomi dei consiglieri regionali non possono essere diffusi per motivi di privacy, ad averli tra l'altro è solo la direzione nazionale che ha condotto l'analisi dei dati sul bonus da 600 euro. Va detto innanzitutto che si tratta di informazioni che nel caso sono comunque coperte da riservatezza, quindi non sarebbero divulgabili a tutela degli interessati. Si tratta in secondo luogo di informazioni non disponibili a livello territoriale perché sono il frutto di un'attività di intelligence condotta direttamente dalla Direzione Generale e in particolare dalla Direzione Centrale Antifrode. A livello locale non abbiamo la disponibilità
di queste informazioni sono tutelate dalla riservatezza, è giusto che sia così, non sono comportamenti illegittimi, sono comportamenti da valutare sul piano dell'opportunità politica, ma questo è un discorso ovviamente completamente diverso e che non compete a chi vi parla. L'attività condotta dalla direzione generale è un'attività che ha la finalità che dicevo prima, che è volta al progressivo perfezionamento del sistema e anche alla correzione di norme. Ed è netta la condanna dei furbetti del bonus da parte dei cittadini che abbiamo sentito oggi. Loro già hanno un laudo compenso da parte nostra, quindi quei 600 euro credo che avrebbero modificato il loro tenore di vita, mentre chi ne ha bisogno purtroppo deve tirare sempre la cinghia. Io non penso che sia una cosa destinata a loro che già insomma di soldi ne guadagnano abbastanza. Noi parlamentari che non sono mica loro poveri. Noi, la gente di tutti i giorni, noi parlamentari. Molti italiani sono in difficoltà e che facciano i furbi così proprio non ci sta assolutamente nei nostri confronti. Io sento clienti da noi che praticamente non arrivano a fine mese, non gli arriva la cassa integrazione, a noi è arrivata con mesi di ritardo e loro fanno così. Lì c'è questione di dignità, anche se ti spetta un fondo uno può rifiutare e dire no, ne guadagno anche troppi, non ho bisogno, già lavoro per lo Stato ho un vantaggio, già ho anche un'azienda per conto mio, però se la legge gliel'ha permesso. Glielo consentiva la legge, sono d'accordo, però la legge la fanno loro, siamo sempre lì. Tanta gente, ti ripeto, che ne ha tanto bisogno, non ne conosco tanto di casi, anche un disabile vicino a casa mia che non gliel'hanno accettato. Una vergogna tutta la gente che non arriva a fine mese e questi con tutti questi soldi che pigliano ancora si aggiungono soldi. Quindi è sbagliato chi ha fatto la legge? Bisognava farla con dei paletti, abbiamo i paletti dappertutto, io che ho dei figli ogni cosa devo presentare tutto per avere qualcosa. Cosa dovrebbero fare a questo punto? Non lo so, provare ad sentire un po' i pareri delle persone comuni, cosa dicono di questa situazione e poi magari mettersi la mano sulla coscienza. Dovrebbero ridargli indietro almeno o quantomeno far del bene a qualcuno, visto che c'è tanta gente che ha bisogno in questo periodo. Dimettersi, andarsene a casa. Che vadano a casa? Io mi vergognerei. Invece loro hanno talmente la faccia tosta di andare anche in televisione e dire che è una cosa che mi tocca e ho tutto il diritto di averlo fatto. Quello è. E la vostra di opinione? Allora vi ripeto il quesito del nostro sondaggio di questa sera: furbetti del bonus da 600 euro, si devono dimettere? Ecco in sovraimpressione i numeri che dovete digitare per esprimere il vostro sì: 0422 1626 691 e per il no 0422 1626 690. Come detto, l'esito del sondaggio questa sera in diretta a Ring in prima serata. Con l'estate i giovani sono diventati una delle categorie maggiormente a rischio contagio da coronavirus e in vista del Ferragosto per loro arriva un appello speciale dal presidente della regione Zaia. Attenzione ai ragazzi, veramente un appello che faccio ai ragazzi, è la settimana di Ferragosto, per questo ho voluto fare questo punto stampa. È un appello ai giovani perché adottino le precauzioni anticontagio da coronavirus durante i festeggiamenti di Ferragosto, quello che arriva dalla sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Con l'arrivo dell'estate, infatti, i giovani rappresentano la categoria più esposta al contagio. A dirlo sono i numeri. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'11 aprile l'età media dei positivi al Covid era di 68 anni. Ora è scesa a 39 anni. A marzo gli ammalati sotto i 50 anni erano poco meno di un quarto del totale, ora sfiorano il 70%. La stessa attenzione a tutte le buone pratiche anticontagio deve essere prestata anche da chi va in vacanza all'estero. Non sto dicendo di non andare, non mi permetterei mai di dire non andare in Croazia, non andare in Spagna, non andare in Romania, non andare in Grecia, non andare a Malta. Vi cito tutti i paesi dai quali arrivano turisti veneti infettati, non mi permetterei mai di dire questo, ma dico se ci vai sappi che lì rischi di più e quindi utilizza la mascherina. Il Veneto intanto porta avanti le sue istanze all'incontro tra regioni e governo sulle modalità in cui funzionerà il trasporto pubblico. Nel DPCM, che lascia una certa discrezionalità alle regioni, ci sono secondo Zaia molti elementi da valutare e il tempo necessario a correggere il tiro, per esempio per quanto riguarda la comunità dei pendolari. Abitudinari che in maniera rutinaria tutte le mattine vanno a scuola
e tutte le mattine vanno a lavorare, se ne tornano a casa, hanno anche gli stessi orari, tessono amicizie, rapporti sociali, si parlano, si incontrano, si danno appuntamenti in treno. Ecco, per me questa è una comunità da un punto di vista sanitario, perché è una comunità che condivide un viaggio e lo condivide da sempre assieme. Io ho chiesto che venga valutato anche questo aspetto. E sulla questione del trasporto pubblico locale è intervenuta direttamente la ministra De Micheli oggi a Padova e Verona per lanciare i progetti sull'alta velocità, il modo per fare il punto anche su Mose e opere in vista di Cortina 2026. E noi dobbiamo tenere insieme la sicurezza sanitaria con il diritto alla mobilità, ovvero garantire al più ampio numero di persone possibili di poter prendere mezzi che hanno prezzi calmierati, che hanno tutto il sistema tipico del trasporto pubblico locale. Questa è la premessa del ministro Paola De Micheli nelle ore in cui governo e regioni si sono ancora una volta confrontati sull'imminente futuro del trasporto pubblico locale nell'epoca del Covid. Regioni compatte nel chiedere che si arrivi alla massima capienza dei mezzi, inizialmente esclusa dall'esecutivo, ma sembra che la linea da Roma si stia ammorbidendo. La riunione di stamattina in avviamento è stata molto concreta e devo dire molto anche concorde negli obiettivi, quindi lavoriamo in queste ore per migliorare ancora le linee guida che però, se voi le leggete nel dettaglio, hanno molte novità rispetto a come abbiamo fatto partire il trasporto pubblico locale il 18 di maggio. Queste le precisazioni arrivate nella giornata veneta del ministro, prima a Padova per firmare il protocollo sulla valorizzazione del nodo ferroviario, poi a Verona per fare il punto dell'alta velocità sulla Milano-Venezia, pronta, dice la ministra, nel 2028. Intanto si sono firmati i lavori per il primo lotto dal capoluogo Scaligero fino a Vicenza. I soldi stavolta ci sono e una garanzia in più arriva dal Recovery Fund. Noi oggi abbiamo messo dentro l'Italia Veloce, quindi nel piano del Recovery Fund, ovviamente tutta la linea Milano-Venezia, per cui riteniamo che, salvo problemi in questo momento non prevedibili oggettivamente, ci sarà la copertura finanziaria integrale. Altro fronte caldo, quello del Mose, con la nuova autorità prevista nel decreto agosto, disegno già accusato di essere neocentralista. De Micheli però non ci sta, parla di un'operazione rivoluzionaria e fissa 2 punti. L'autorità che si riappropria dei poteri del magistrato delle acque, quindi l'autorità ha 2 compiti: la laguna in quanto tale e la gestione del Mose. Da Venezia alle Dolomiti, con De Micheli che ha annunciato come a settembre ci sarà un'integrazione delle attività sulle opere in discussione con Regione e Fondazione Olimpica, con la costituzione di una società ad hoc cui saranno attribuiti poteri commissariali per velocizzare i tempi. E un nuovo mini focolaio si è attivato in queste ore nel territorio dell'ULSS 7. Il nuovo contagiato faceva parte di un'altra comitiva di rientro dalla Croazia. Ha scattato il piano di sanità pubblica. Ancora un contagiato, ancora un vacanziere parte di una comitiva rientrata dalla Croazia. Sale il numero di microfocolai attivi nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Un contagio che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di prevenzione con tamponi e isolamenti domiciliari. Presentava sintomi leggeri anche il nuovo contagiato, precisa la direzione dell'ULSS 7. Un nuovo caso accertato che va ad aggiungersi ai microfocolai già attivi nel territorio. 10 ventenni rientrati ancora una volta dalla Croazia, che durante la vacanza avevano trascorso diverse serate in 3 discoteche del paese. I positivi rimangono fermi a 6, 4 giovani sono negativi. Un positivo rientrava da un viaggio in Spagna, 2 dai Balcani, è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, dove i pazienti positivi sono 2, una milanese con casa nel Vicentino, qui per qualche giorno con il marito. Una settimana cruciale quella che sta arrivando. Molti stanno organizzando le partenze, molti arriveranno nel Bassanese sull'altopiano per trascorrere giornate serene di ferie. Le raccomandazioni delle autorità sanitarie restano le stesse. Usate la mascherina, non mettetevi in condizione di potenziale pericolo, rispettate le regole di buona igiene che ormai dovrebbero essere diventate rituali e normali per tutti noi. Il coronavirus c'è e ha dimostrato di poter essere ancora pericoloso. Noi siamo i soli capaci, con intelligenza e attenzione, di arginarlo.
E nuovi casi di positività al Covid in turisti di ritorno dalle vacanze all'estero, li segnala anche l'ULSS 6 Euganea. Oltre al già noto viaggio di maturità organizzato nell'isola di Paghi in Croazia, i padovani contagiati sono saliti a 9 su 13 partecipanti totali, più un caso secondario, cioè un contatto di uno dei viaggiatori positivi. Si segnalano 5 residenti positivi di rientro da Corfù e 3 positivi tornati da 2 diversi viaggi a Malta. Tutti sono giovani, pauci sintomatici, vale a dire con sintomi lievi, e nessuno risulta ricoverato. Aggiornamenti sulla situazione Covid verranno forniti domani nel corso di un appuntamento con la stampa. Ora ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a parlare ancora di questo tema e molto altro. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dopo il caso dell'assembramento con il video che aveva fatto il giro del web e scatenato le polemiche portando alla cancellazione di 2 serate, la riapertura del muretto a Jesolo nel weekend ha fatto scattare il controllo dei carabinieri. Oltre 1800 clienti, in maggior parte sprovvisti di mascherine e senza distanziamento sociale, incuranti delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, sono stati sorpresi dai militari. I controlli sono scattati nella notte tra sabato e domenica scorsi da parte dei carabinieri di Jesolo insieme ai militari del Comando per la tutela del lavoro di Venezia e di quello per la tutela della salute di Treviso. Oltre alla discoteca, controllati altri luoghi della località balneare. Per l'assembramento in pista è stata avanzata una relazione alla prefettura di Venezia. E non c'è ancora nessun indagato invece nell'inchiesta della Procura di Treviso sull'esplosione di contagi tra i migranti all'ex caserma Serena. Intanto ha dato esito negativo per gli altri 2 agenti sottoposti al test il tampone. Resta quindi solo un poliziotto contagiato. Un fascicolo conoscitivo tecnicamente per atti relativi che non contiene quindi ipotesi d'accusa né iscritti nel registro degli indagati. Sulla diffusione del Covid-19 tra gli ospiti dell'ex caserma Serena di Dosson, quasi 250 i contagiati, la Procura della Repubblica di Treviso sta per il momento acquisendo informazioni. Stiamo aspettando di raccogliere il carteggio intercorso tra l'azienda sanitaria e i gestori del centro, ha ribadito oggi il procuratore capo di Treviso Dalla Costa. E solo quando la documentazione sarà completa procederemo all'ascolto di persone informate sui fatti per ottenere conferme o precisazioni dei contenuti della corrispondenza. Fino a questo momento, perciò, non c'è alcuna ipotesi di reato configurata. Mercoledì verranno ripetuti i tamponi sugli ospiti. Intanto oggi sono arrivati gli esiti degli accertamenti sui 2 poliziotti sottoposti a tampone dopo che un agente della questura, in seguito all'arresto di un migrante all'ex Serena, è risultato positivo. Sia i test su di loro che sui loro familiari hanno dato esito negativo. Il sindacato di polizia FSP, che per primo ha denunciato il contagio del poliziotto a Treviso, ribadisce la situazione di grave rischio che si vive quotidianamente all'ex Serena. Come appartenenti alla Polizia di Stato veramente ci auspichiamo che la dea bendata venga a baciare i poliziotti che sono lì in servizio. Il segretario Armelau va oltre, avanzando una richiesta ben precisa. Cioè, in questa caserma Serena il 75% degli ospiti è positivo al Covid-19. Per questo a gran voce chiediamo che la caserma Serena venga immediatamente chiusa. C'è stato un grave incidente nel tardo pomeriggio a Falcade. Un bimbo di appena 3 anni è volato dalla finestra posta al secondo piano di una casa ed è grave all'ospedale di Treviso, dove il piccolo è stato elitrasportato e giunto in codice 3, quindi un codice grave. Secondo quanto abbiamo appreso, il bambino residente a Conegliano e in vacanza con la famiglia a Falcade non sarebbe in pericolo di vita, pur se i traumi subiti a causa della caduta da un'altezza di oltre 3 metri sono giudicati importanti. Immediatamente l'allarme al 118, da Pieve di Cadore si è alzato in volo l'elicottero che giunto sul posto ha sbarcato il personale medico. Accertata la gravità dei traumi, per il bambino è stato disposto l'immediato trasferimento al Cafoncello di Treviso. Manifestazione pacifica di 300 lavoratori del porto in rappresentanza delle 4.000 famiglie che lavorano nel settore della croceristica. Non abbiamo pane per i nostri familiari, la politica intervenga o siamo pronti a mobilitazioni eclatanti.
La problematica è che non ci hanno pagato, non ci hanno retribuito e quindi siamo a zero completo, quindi zero lavoro, zero soldi, miseria. Questo immobilismo della politica ha fatto in maniera che veramente noi non stiamo guadagnando niente, cioè zero, siamo al 100%. Di perdita. Sì, esatto. Andrea e Matteo, due degli oltre 300 manifestanti in Marittima Venezia in rappresentanza delle 4.000 famiglie che aumentano a 7.000 con l'indotto e che lavorano con e grazie alla croceristica, settore che in tutta Italia genera un impatto economico pari a 410 milioni di euro l'anno, di cui 155 milioni solo a Venezia, secondo il rapporto dell'Italian Cruise Watch dello scorso ottobre. Io mi trovo spesso a parlare con persone che sono contrarie alle grandi navi e spesso mi accorgo che sanno cose sbagliate o credono di sapere cose sbagliate. Una delle prime cose, per esempio, è l'on port. Venezia è on port, vuol dire che la nave arriva, sbarca e imbarca, quindi i passeggeri partono e arrivano. Di conseguenza e di solito, proprio perché essendo Venezia una meta ambita, si fermano 3 giorni, 4 giorni in albergo. La croceristica a Venezia, con i suoi 1,5 milioni di turisti e il passaggio di 500 navi da crociera all'anno, copre quasi il 3% del PIL dell'economia della stessa Venezia, sempre stando agli studi sopracitati. Quindi tutta Venezia lavora con le grandi navi, commercianti, ristoranti, albergatori, locazioni turistiche, tutti quanti. Lavoratori e famiglie che chiedono risposte e soluzioni a tutti i livelli della politica. Noi è la prima volta che abbiamo questa diciamo, rabbia addosso, e quando i lavoratori come noi, che non sono abituati a protestare, ma sono messi nelle condizioni di protestare perché nessuno dà risposte, potremmo prendere in considerazione delle manifestazioni eclatanti. Ora l'intervento dei Vigili del Fuoco, un intervento un po' particolare con l'elicottero per portare in salvo un cane, un Labrador, ferito ai polpastrelli delle zampe e impossibilitato a proseguire verso il sentiero del ritorno che dal rifugio Mulaz sulle Dolomiti Bellunesi porta verso Passorolle. Il proprietario dell'animale, constatata l'impossibilità di proseguire, eccolo qua il cagnolino, di trasportare a braccia l'animale, ha dato l'allarme al 115. I pompieri hanno chiesto l'intervento del velivolo del reparto volo di Venezia che, giunto in zona, ha recuperato il cane e il suo padrone. Entrambi sono stati imbarcati in quota e portati a valle a Passorolle, da dove sono partiti per raggiungere un posto medico veterinario per assistere l'animale. Questa sera, in prima serata, torna l'attualità politica di Ring alle 21:15 in diretta su Antenna 3. Una puntata che vede come ospiti Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centro-sinistra, Maurizio Conte di Forza Italia, Gianangelo Boff della Lega e Giorgio Burlini del Movimento 5 Stelle. Come abbiamo sentito dal telegiornale, temi ce ne sono parecchi. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per martedì 11 agosto. In Veneto cielo ampiamente soleggiato, ma verso sera la nuvolosità sarà in aumento. Nei rilievi cieli con addensamenti a partire dal pomeriggio e non si escludono deboli piogge serali. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra i 18 e i 24 gradi, massime tra 30 e 34 gradi. In Friuli Venezia Giulia sarà assolato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e i 25 gradi, massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi con deboli piogge. Su Prealpi ed Alpi nubi in aumento dal pomeriggio con possibili piogge serali. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 32 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.